praticamente un parroco friulano viene trasferito a Trieste. La curia dice, va, ad andare a Trieste. No, ma Trieste, io no, veramente sì, io vuoi bene, ma no, non so può di Trieste, scusi. La curia ha deciso, manca nella chiesa di San Giusto, manca un prete, lei deve andarmi a fare il prete là. Vabbè, insomma, ma la voglia, arriva alla chiesa di San Giusto e praticamente la messa piena di gente che arriva a vedere questo prete furlano, a vedere com'è. Allora predica, dice, allora buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'inizio della chiesa e c'è praticamente Adamo ed Eva. Allora Adamo ed Eva, praticamente Adamo, questo bel giovane friulano che viene proprio messo lì dal nostro Signore, a questo punto viene presa anche da questo povero friulano un pezzo di costola, quando già lì un problema, viene donato a questa donna che poi, oltre a tradirlo, mangia una mela, va con un serpente tipica portuale triestina, ecco, diciamo così. Porca puttana, un casino e mezzo. Questo qua è un casino, insomma, gasto sentito quella che si arriva il prete furlano, un casino e mezzo. No, adesso domenica andiamo a vedere che questo qua si andrà fuori di testa, no? Insomma, no, allora lì torna più la chiesa, piena ancora di più per vedere se questo qua. Oggi parliamo di Caino Abele. Questo Abele, questo giovane, questo biondo, questo giovane tipico carnico che viene praticamente ammazzato da Caino, questo fratello assassino, proprio nato proprio a Trieste, proprio di origini triestine, questo Caino assassino. No, se poi, no, ma cosa grata, insomma un casino e mezzo, diciamo al vescovo, va di là, guardi che c'è questo qua, che si è fatto un casino e mezzo, no, allora il vescovo cosa fa? Richiama questa qua, guardi, lei non può fare queste cose, qua, è una cosa vergognosissima, lei non può mica permettersi qua, siamo tutti uguali, Triestini, vabbè che lei ce l'ha con Triestini, ma non può fare questo che fa, vabbè, ciao, cercherò, insomma, no, lei non deve più parlare del Triestini, lei deve essere come per tutti, è chiaro? Vabbè, boh. Chiesa. Il giorno dopo va anche il vescovo a vedere, insomma, parlanti fuori della chiesa, piena gente per sentire, dare roba. A un certo punto, oggi parliamo dell'ultima cena. L'ultima cena, allora Gesù che chiama tutti i suoi apostoli, questi apostoli, a un certo punto mancava uno e comincia a dire, ma scusate, Giuda, non so, Giuda, no, ma Giuda deve arrivare, non si sa com'è, insomma comincia a dare nel nome del Padre, no? A un certo punto sente bussare, Totò, si apre Giuda, so, cosa sei lo pencina stasera?